Le crociate anti-viscontee caratterizzavano la vita di Bernabò e Galeazzo Visconti ed ebbero terreno fertile nel contado di Milano per le continue lotte tra famiglie guelfe e ghibelline. La situazione nella Lombardia viscontea era complicata. Iniziamo con Pavia, più volte assoggettata a Milano, cercava di rendersi autonoma dall'ingombrante vicino. Nel 1357 addirittura si consegna spontaneamente al marchese del Monferrato, salvo poi pentirsi perché alla fine non è che un marchese sia meglio di un visconte. E chi, a Pavia, cercava di far emergere il proprio potere, come la famiglia Beccaria di antica nobiltà pavese, forse era tollerato meglio da un vecchio nemico che da uno nuovo e del tutto sconosciuto. Galeazzo e Bernabò assediarono Pavia l'anno successivo, con un imponente esercito comandato da Luchino dal Verme, che tra le sue fila contava pure una flotta di navi sul fiume Ticino. Dopo alterne vicende, i fratelli Visconti entrarono a Pavia e la prima cosa che fecero fu di costruire l'attuale castello visconteo, che dopo pochi anni divenne centro di una raffinata corte rinascimentale. Dato che i rapporti tra Galeazzo e Bernabò non è che fossero proprio idilliaci, Galeazzo abbandonò Milano per porre la propria dimora a Pavia nel nuovo castello e qui fece grandi opere pubbliche di miglioramento della città, come per mostrare di essere il legittimo erede dei re Longobardi. E tra le iniziative più meritevoli fu la fondazione dell'Università di Pavia nel 1361, data che pone l'Ateneo pavese tra i più antichi al mondo. I Visconti trasformarono in Ateneo un'antica scuola di retorica, diritto e arti liberali, fondata a Pavia dall'imperatore Lotario nell'825. Essendo vicario imperiale, Galeazzo ottenne per il nuovo Ateneo gli stessi privilegi che godevano le università più antiche, come Padova, Bologna, Oxford, Montpellier, Orléans e Parigi. L'università insegnava medicina, arti liberali, diritto civile, diritto canonico e filosofia e dal 1389 anche teologia. E proprio a Pavia studiarono molti sacerdoti che poi divennero parroci nei nostri paesi. Non che a Milano mancassero comunque iniziative meritevoli. Celebre è il convento di Santa Maria alla Scala, fatto edificare nel 1381 da Beatrice, regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti. Demolito nel 1776 vi fu costruito il teatro che prese appunto il nome della Scala. Nel 1359 ebbero inizio gli scavi del Naviglio Pavese, che però fu completato solo nel 1819, a causa delle difficoltà tecniche dovute alla pendenza di 56 metri che c'è tra Milano e Pavia. Appena oltre il confine comunale di Milano, in comune di Cusago, ecco la chiesa di Santa Maria Rossa di Monzoro, chiamata anche Santa Maria della Misericordia o Santa Maria del Bosco, abbazia degli Agostiniani, edificata verso la metà del XIV secolo proprio da Bernabò Visconti e dalla moglie Regina della Scala, e fu soppressa nel 1798. Nel 1373 il Papa costituì un nuovo esercito, comandato dall'inglese John Hawkwood, ossia Giovanni Acuto, e costituito da fanti, lancieri e cavalieri inglesi, guasconi, tedeschi, borgognoni e ferraresi. L'esercito attaccò i castelli viscontei nel Parmense e nel Piacentino, costringendo i Visconti al ritiro. L'apparente debolezza dei due fratelli Visconti provocò un'eccessiva fiducia nel conte Amedeo di Savoia, il quale attraversò il Ticino per attaccare la Martesana, ossia tutta l'area a nord di Milano. L'esercito giunse a Brivio,
grazie anche al supporto delle famiglie guelfe di Brianza. Esse offrirono varie fortezze all'esercito savoiardo e costruirono un ponte di barche sull'Adda, di fronte al castello di Brivio, per la comunicazione con le famiglie guelfe della vicina Val San Martino, che intanto si erano sollevate contro i Visconti. Bernabò però reagì, espellendo tutte le famiglie guelfe da Milano e colpendo la retroguardia savoiarda. Il conte di Savoia si ritrovò isolato nella Bergamasca e fu costretto a muoversi verso Brescia. Proprio in questo frangente, Papa Gregorio IX indisse una nuova crociata contro i Visconti. John Hawkwood cercò di raggiungere il conte Amedeo a Brescia. Per prevenire questa mossa, Bernabò inviò il figlio Ambrogio con il nipote Gian Galeazzo nella vicina Val San Martino, ma a Caprino Bergamasco essi furono attaccati dalle famiglie guelfe brianzole e bergamasche. Ambrogio Visconti morì in un'imboscata. La reazione viscontea fu durissima e molti guelfi si rifugiarono nel monastero di Pontida. In quei secoli era vietato arrestare una persona, anche criminale, quando si fosse rifugiata in una chiesa. Si trattava di un diritto di asilo che la Chiesa concedeva a ogni persona, di qualunque ceto sociale, ma a dispetto del diritto di asilo ecclesiastico, i Visconti attaccarono l'abbazia. La ricca biblioteca fu spogliata di molti volumi e quindi incendiata. Il potente monastero non fu più capace di riprendersi. Gian Galeazzo riuscì poi a respingere l'esercito di Amedeo e subito Bernabò chiese la pace al Papa, dietro pagamento di un'ingente somma. Bernabò tornò quindi in Brianza per vendicarsi della morte del figlio. Ma Bernabò fece anche un altro passo per noi storicamente importantissimo. Il 31 marzo 1373 egli esentava da ogni tassa ed onere presente e futuro gli abitanti del Monte di Brianza e dei paesi circostanti, che gli erano rimasti fedeli. Abbiamo quindi una lista completa dei ghibellini di Brianza, ossia di coloro che sostenevano con uomini, armi e denaro i Visconti. Gli esenti erano i capifamiglia di Galbiate, Olginate, Malgrate, Valmadrera, Civate, Pusiano, Airuno, Sala al Barro, Garlate, Rovagnate con Perego, i nuclei contadini del Monte di Brianza, parte degli abitanti di Oggiono, Suello, Cesana e Annone. Il 1 luglio 1374 Bernabò concedeva pure immunità ad altre famiglie ghibelline di Imbersago, Robbiate e Vimercate. Il 3 giugno 1375 fu esentata la famiglia Calchi con i loro massari. Infine, il 10 marzo 1376 fu esentata la famiglia De Ravanaris di Robbiate. È tale l'importanza di questo documento che ne parleremo diffusamente nel prossimo video. Galeazzo morì nel 1378 e tutto lo Stato di Milano passò a Bernabò. Nel 1385, temendo che lo zio Bernabò potesse rovinare i rapporti diplomatici con la Francia, il nipote Gian Galeazzo lo fece catturare appena fuori la pusterla di Sant'Ambrogio. Tradotto nel castello di Trezzo, Bernabò vi morì dopo 7 mesi, si dice avvelenato con un piatto di fagioli.